Siamo con Vittorio Taviani, il maggiore, almeno anagraficamente, dei Fratelli Taviani, vincitore dell'ultimo premio Febodoro con il film La masseria delle allodole. Allora maestro, parliamo di quest'ultimo film per l'appunto. Ma questo film è nato qualche tempo fa. Da tempo io e Paolo sentivamo una grande inquietudine per quello che avveniva qui intorno a noi, al di là dell'Adriatico, in Africa, e cioè parlo di tutte quelle terribili storie di fratelli che uccidono i fratelli, di amici che si sono detti buongiorno oggi e domani invece si scannano e veramente c'è fra di loro il sangue, cioè parlo di tutti quei genocidi avvenuti nel Kosovo, che sono avvenuti in Africa, che continuano ad avvenire nel mondo, e io e Paolo eravamo inquieti come cittadini, come uomini, e dicevamo: è possibile che non se ne parli di tutto questo, che sì, si dice, ma che noi non possiamo fare qualcosa? Ma vedi, non è con i buoni sentimenti che nasce un film. Un film nasce, chiaro, dal tuo essere, il tuo stare in mezzo agli altri, però poi il film nasce da una fantasia, nasce da qualcosa che va oltre l'elemento invece della realtà più immediata. E come dice Pirandello, l'autore è uno che è come una corolla di un fiore che deve stare aperta, in attesa che un rufolo di vento magari porti qualcosa, un germe che cade sulla corolla, e da lì poi veramente si crea qualcosa di nuovo. Questo germe che è arrivato è stato la lettura per caso del bel libro dell'Aslan. L'Aslan è un'italiana di origine però armena, che racconta in questo romanzo la storia della sua famiglia che è stata sterminata, i nonni, gli zii, è stata sterminata in Armenia allora, nella strage che, come voi sapete, è avvenuta nel 1915 da parte dei turchi, dei giovani turchi, anche un gruppo fascista che fece questo eccidio in Armenia. L'Armenia era nella Turchia, era una regione turca, e morirono 1 milione e mezzo di bambini, donne e uomini sterminati, e nessuno ne aveva mai parlato. In questo romanzo c'era la testimonianza, direi quasi diretta, di una testimone, però c'era anche invece il nucleo di una fantasia, perché questo è anche un romanzo. Lì abbiamo detto: ecco, forse da qui noi possiamo partire, perché la nostra fantasia veramente possa liberarsi e su questo dato di realtà che tanto ci sta a cuore invece inventare il nostro film. Quindi noi abbiamo detto all'Aslan: grazie per il tuo romanzo, noi prenderemo molte delle tue storie, ma le cambieremo, le trasformeremo secondo quelle che sono le nostre esigenze, il nostro bisogno di raccontare certi personaggi, perché noi parliamo del 1900, ma noi vogliamo parlare del nostro oggi, di quello che avviene intorno a noi. A questo punto la fantasia si è messa in moto, come sempre. Contemporaneamente abbiamo approfondito le ricerche, siamo stati in Armenia, abbiamo parlato con la gente, abbiamo visto documentari del passato e abbiamo costruito la nostra storia, cambiando molto il romanzo e affezionandosi con molta emozione a questi personaggi che da una vita da una vita normale, da una vita dove gli amori nascono e muoiono come normalmente avviene, e poi si trovano improvvisamente coinvolti in qualcosa di atroce che rende veramente l'immagine dell'uomo un'immagine che fa paura. Come molti dei vostri film, anche questo ha tratto una tematica molto scottante. Avete avuto le difficoltà nell'iniziare o nel realizzare questo film? Le difficoltà nel nostro mondo sono sempre anche economiche per la produzione. Trovare capitali per certi film è molto difficile, ma la nostra produttrice, Grazia Volpi, è stata molto brava, ha avuto molta forza, ha avuto molto coraggio, e questo però avviene per qualsiasi film di un certo peso.
Riguardo invece proprio al rapporto con la Turchia, sì, abbiamo avuto dei problemi di cui possiamo dire qualcosa, ma non tutto. Intanto quello che è pubblico è che il governo turco ha fatto ufficialmente pressione sul governo italiano perché questo film non venisse realizzato. Era il governo Berlusconi, fortunatamente Berlusconi era occupato in altre cose e quindi non si è potuto occupare direttamente, e se ne è occupato invece il ministro Buttiglione, che non è che sia proprio un personaggio che così, a cui ci sentiamo vicini, ma che invece è stato bravissimo. Buttiglione come ministro ha detto: guardate che in Italia c'è una Costituzione che dice che non c'è censura, che c'è la libertà di pensiero, quindi noi non faremo niente contro gli italiani che sono dei grandi registi e che vogliono fare un certo film. Naturalmente questo, quindi veramente noi siamo grati a Buttiglione per questa sua affermazione e questa sua anche difesa della nostra libertà. Naturalmente i turchi non si sono accontentati di questo e quindi non posso raccontare tante cose che sono un pochino più private, però noi le abbiamo affrontate e ci siamo incontrati con i rappresentanti turchi, che sono stati anche molto gentili, però hanno detto: voi date una coltellata al popolo turco che vi ama moltissimo, e il popolo turco sa amare ma sa anche odiare. Allora su questo tipo di rapporti è successo che per esempio Der Spiegel, che è la più grande rivista tedesca, ha visto il film prima che andasse a Berlino al festival, ha detto che il film era molto bello, eccetera, eccetera, e che si temevano a Berlino dei tumulti dalla grande comunità turca che a Berlino c'è. Questa cosa ha creato una grande eccitazione, cioè, per farla breve, noi siamo partiti, noi e le nostre mogli anche, con la scorta, scortati da 4 fra tedeschi e italiani che ci hanno accompagnato a Berlino, che ci seguivano a Berlino. Devo dire che noi io e Paolo ci siamo quasi divertiti, perché ci sembrava di essere un film di Hitchcock. Allora salite su quella macchina, scendete, venite al resto, non camminate mai accostati, uno da una parte e l'altro dall'altra. Invece la comunità turca si è comportata benissimo, anzi molti turchi sono venuti alla proiezione del film, che ha avuto un grande successo. Loro è chiaro che non hanno applaudito, però nemmeno hanno fatto proteste. Quindi praticamente la cosa del scorta è stato un elemento folcloristico. Nella vita in fondo ti capita di tutto e ci è capitato anche questo. E il film poi è da Berlino, ora sta uscendo in Europa e poi vedremo. Molto spesso, leggendo recensioni dei vostri film anche su internet, spesso vi viene affibbiata l'etichetta di fare film politici, per l'appunto. Ora vorrei sapere da lei che cos'è un film politico, quanto veramente questa etichetta rispecchia pienamente i vostri film. Non la rispecchia per niente. Noi abbiamo sempre detto: è un modo di vedere i nostri film veramente miope e sbagliato. Un film politico, secondo me, che ha tutte le sue legittimità di essere, è un film che ha in mente una tesi, che vuole dimostrare una tesi, che vuole dare dei messaggi, e qui ricorderò quello che diceva Rossellini: i messaggi, ricordatevi, amici registi, li porta il postino, non dovete portarli voi con i vostri film. Però vabbè, questo è il nostro cinema invece rispecchia la realtà, rispecchia il grande flusso della vita, e il flusso della vita è ambiguo. Praticamente ci fosse una certezza assoluta, ma noi siamo alla ricerca di qualche verità, almeno di una scheggia di senso nel nostro vivere, che invece è pieno di contraddizioni, e che poi è poco la nostra conoscenza a confronto del grande mistero. Noi
questo vogliamo raccontare come l'uomo vive in questa realtà che alcune volte diventa un caos addirittura, e da questo caos cercare di estrarre almeno un piccolo senso di verità, andando incontro veramente alla complessità dell'animo umano. Mentre invece la politica, proprio perché deve essere effettiva, deve essere pratica, non può essere ambigua. Cioè praticamente un politico non può dire allora facciamo questa legge perché è buona, ma forse non è buona. Lui deve dire facciamo questa legge perché questa legge è buona. Cioè la politica non può essere ambigua, se poi lo è peggio per la politica, vuol dire che è una cattiva politica, ma la politica, quella vera, deve veramente avere una direzione unica, assoluta. Allora, invece il nostro bisogno è quello di sondare il mistero della nostra vita, che è veramente ambiguo, ma non è ambiguo nel senso morale, nel senso che riuscire a capire perché ci siamo, dove è difficile, è qualcosa veramente che non risolveremo noi. L'umanità dai tempi dei presocratici ha cercato di capire e cercheremo di capire nella veramente complessità dell'animo umano, nella complessità delle grandi pulsioni che sono nella società. Quindi un cinema politico non è un cinema di Taviani. Avete anche voi, fratelli Taviani, avete avuto un grande rapporto con la lettura, oltre che con la storia nei vostri film. Molti soggetti sono tratti da testi di Tolstoi o Pirandello. Qual è il vostro legame? Perché questo grande legame con la letteratura? Tanto noi crediamo che le arti veramente sono molto sorelle fra di loro, e il cinema poi ha questa grande capacità di usare musica, letteratura, pittura, per quello che è un film. Vedi, un nostro soggetto nasce appunto o da un'occasione della vita o dall'occasione della lettura, come in questo caso, di un libro, di una pagina di un libro, magari è soltanto una pagina, ma a questo punto il rapporto è di amore, e poi a un certo punto, dopo che Tolstoi, dopo che Pirandello, dopo che Goethe, cito i nostri soggettisti dei nostri film, veramente ci hanno materia che ha provocato la nostra fantasia e che ha fatto sì che noi oggi, attraverso questa materia che loro ci propongono, riusciamo a esprimere i nostri sentimenti di oggi. Allora noi diciamo a questo punto, mentre ci mettiamo a fare il film, allora grazie Pirandello, grazie Goethe, arrivederci. Ora ce ne andiamo per conto nostro a fare quello che è il nostro film. Il nostro film, che nasce come sempre nelle arti anche attraverso un passaggio da un'arte all'altra. Basta pensare a tutta la pittura che si ispira al Vangelo, alle grandi storie, oppure a pensare anche alla tragedia greca, che da un autore all'altro gli stessi episodi della mitologia diventano sempre opere diverse l'una dall'altra, e ognuno cerca di raccontare qualcosa che gli appartiene e che pensa che può appartenere anche ad altri. Riguardo invece il vostro rapporto con gli attori, come avete scelto determinati attori? Voi avete diretto attori del calibro di Mastroianni, di Giulio Brogi, e appunto, per esempio, due attori che hanno recitato in più di un vostro film sono Omero Antonutti e Gianmaria Volontè, due attori bravissimi ma molto diversi. Ora, qual è il motivo per cui li avete scelti e qual è il loro valore? Tu hai in mente dei personaggi e vai alla ricerca, e forse addirittura mentre pensi e costruisci sulla pagina quei personaggi e li immagini già, alcune volte già con il volto di quell'attore, di quell'attrice, oppure dopo vai a cercare, dopo che hai costruito il tuo personaggio, vai a cercare quell'attore e quell'attrice che veramente corrispondano. E per noi abbiamo incontrato dei grandi attori, dei sommi attori, come direi Gianmaria Volonté, e poi bellissimi attori come Antonutti, come Brogi. Ecco, ti dirò quando è che per noi un attore veramente è il vero attore, è il tuo
amico nella creazione del tuo film, è quando non solo segue l'itinerario che tu hai inventato, ma invece porta qualcosa di più, qualcosa che ci stupisce a noi registi. Per esempio Giulio Brogi in San Michele aveva un gallo, risponde in pieno al personaggio che noi avevamo costruito, ma ci ha portato, non so come, non so perché, una melanconia che noi non avevamo prevista. Allora quando l'attore ti sorprende perché un altro dei motivi dell'animo umano vengono fuori proprio da lui, a questo punto anche lui è un co-creatore del film. Noi veramente crediamo nell'attore perché alcune volte veramente a costruire con te creativamente e poeticamente il tuo film. Altri attori sono bravissimi, vanno benissimo, ma probabilmente rimangono nell'ambito della costruzione proprio normale. Altri attori sono molto attrici, ti portano questo in più, che è quello che ti fa dire come amo quest'attore. Poi un'ultima domanda è sulla Sicilia. Nei vostri film sono spesso attenzionati, sono pittorici spesso i paesaggi, dalla Toscana alla Sicilia, ma quando scegliete determinati luoghi, anche dopo aver scelto la regione che magari è necessaria per il contesto, come scegliete per l'appunto i luoghi e quale rapporto hanno con le musiche che in voi ho visto sono molto importanti? No, il rapporto col paesaggio è fondamentale. Fondamentale direi anche su un piano metafisico, cioè noi amiamo sempre credere molto nei nostri personaggi, nella loro qualità, però poi vogliamo confrontarli con quello che è la natura, quindi i grandi paesaggi dove i nostri personaggi diventano piccoli. Sono molto vicini quando siamo in primo piano, ma improvvisamente noi li proiettiamo in un grande paesaggio. Allora ti accorgi che l'uomo è una grande forza, però come è piccola confronto alla natura, che è un mistero. Intanto è importante per questo. Poi andare in giro a cercare i luoghi giusti è un'impresa meravigliosa e terribile, perché spesso non trovi proprio quello che di cui avevi bisogno e allora continui a cercare. Il momento dei sopralluoghi è un grande momento, creativo e anche pratico, lungo, ci vuole tempo, bisogna muoversi molto, bisogna non stancarsi mai. Quando poi trovi, il padre padrone, mi ricordo andammo in Sardegna per trovare la tanca dove sta il nostro Gavino, solo giù in mezzo alle pecore, e siamo stati 20 giorni e stavamo andando all'aeroporto senza aver trovato niente, quindi molto 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 provati. Poi a un certo punto, quando eravamo vicino all'aeroporto, ma cos'è quella capanna lassù? Insomma, in quel momento allora abbiamo deviato, non siamo partiti, siamo andati su e l'abbiamo trovata. Questo per dirti come è legato, come tutta la vita, anche al caso. Quindi il paesaggio è fondamentale, perché il paesaggio è già il tuo film. È il tuo film, è il sapore del tuo film, è il senso del tuo film, e quindi non devi sbagliare il tuo paesaggio come non devi sbagliare il tuo attore. Riguardo alla musica, hai fatto molte domande, Riguardo alla musica per noi non è un accompagnamento, la musica è uno dei protagonisti del film. Spesso noi, quando immaginiamo il film, affiliamo a un fatto musicale o sonoro la risoluzione drammaturgica di quella storia. Affiliamo proprio a un elemento sonoro, per esempio, sempre in Padre Padrone, quando noi vogliamo raccontare il conflitto tra i padri e i figli, che sono poi i loro schiavi, noi abbiamo inventato una processione dove i padri, i patriarchi, cantano una canzone antica, arcaica, religiosa del passato, ma i ragazzi che portano il santo sulle spalle e che stanno sotto la tavola che tiene il santo, i ragazzi invece non vogliono sentire questo canto arcaico, e allora pensano di fuggire in Germania
e improvvisamente immaginano, e nel film si sente vero, un canto tedesco, un canto d'osteria che è drink, drink. Allora noi abbiamo costruito questa sequenza con il contrasto fra il canto dei patriarchi, che alcune volte supera quello dei giovani. I giovani che immaginano questo, non si sente però, questa canzone tedesca di liberazione che è forte, che è allegra, e in questo contrasto, finché alla fine vincono i giovani e la canzone tedesca mangia veramente le vecchie canti arcaici, ecco, in questo caso attraverso la musica noi abbiamo raccontato cosa significa il dramma di un conflitto generazionale, e poi ci sono anche molti altri casi. Le faccio un'ultima domanda prima della domanda finale, la disturbo più. Volevo sapere, una piccola provocazione più che altro sul paesaggio sempre. L'ombra può essere un paesaggio? Perché ho visto spesso nei vostri film, in film come Già da un uomo da bruciare, il vostro esordio, o anche Sotto il segno dello scorpione, che particolarmente, a differenza di molti altri cineasti che non attenzionano a questo, i vostri personaggi scompaiono nell'ombra per poi subito riapparire. In Un uomo da bruciare c'è una colluttazione, per esempio, uomini che affrontano. Questo è anche una vocazione spontanea all'immagine. Allora un'immagine forte di un uomo, di un volto che è veramente preso da un sentimento magari di violenza oppure di irrisione, che prima è in primo piano e poi improvvisamente scompare nell'ombra perché si muove e poi ricompare, tutto questo crea una tensione visiva che è quello che tu hai notato con molta acutezza. Un'ultima considerazione, siamo arrivati alla 30ª edizione dell'Efebo d'Oro, questo è il 29° anno per l'appunto. Lei era già stato in Sicilia, ha girato qua appunto dei film quali Caos e Turidi tratti da testi pirandelliani. Come trova la Sicilia e cosa pensa di questo Efebo d'Oro? La Sicilia è una terra molto molto amata. Allora, il primo film l'abbiamo fatto in Sicilia, quindi il primo amore non si scorda mai. Primo. La Sicilia è una terra dove anche puoi pensare all'epica per la forza tragica, anche grandiosa e tragica del suo paesaggio, per anche la violenza che spesso qua veramente esplode ormai dappertutto, sia chiaro. E poi qui noi abbiamo messo casa, noi abbiamo da 35 anni una casa qui in Sicilia, dove noi veniamo e dove il rapporto con la natura diventa un rapporto profondo, un rapporto che permette molte riflessioni sui nostri molti anni che abbiamo vissuto. È un rapporto dove comunque senti che essere vicini alla natura significa avere un senso, dare un senso alla tua vita al di là di quello che tu operi, cioè siamo dei personaggi che nascono dalla natura, tornano alla natura, sono natura. Perché quando si parla di natura in rapporto all'uomo è come se l'uomo fosse una cosa diversa dalla natura. L'uomo è natura. Allora venendo qua in certi momenti, in certi luoghi della Sicilia, questa stare dentro la natura per noi lo sentiamo proprio sulla pelle, lo sentiamo fisicamente. Poi amiamo i siciliani, non tutti ovviamente, ma quelli veraci sono naturalmente dei buoni amici, dei buoni vicini. E noi dove stiamo, e noi stiamo a Salina, nelle Olie, veramente il rapporto con la società degli uomini è forte anche della memoria di chi in questi 30 anni ci ha lasciato. Quindi veramente ci sentiamo parte di una comunità che cerca di essere solidale. Insomma, la Sicilia, allora, non è un problema, ma è una verità. Noi ci sentiamo toscani, siamo nati in Toscana e la Toscana è nei nostri film, la classicità della Toscana. Amiamo molto Roma, perché Roma è dove si fa il cinema e quando abbiamo deciso di fare questo cinema,
Roma era veramente Gerusalemme, era andare a Roma e fare il cinema, e quindi noi siamo grati a Roma che ce l'ha fatto fare. Siamo molto attaccati alla Sicilia, che ti devo dire, siamo non divisi, ma addirittura si sommano questi affetti, e quindi ci sentiamo insieme toscani, romani e siciliani. Questo Febo d'Oro può servire forse a rilanciare una terra che per molte cose vive ancora un periodo di regresso? No, direi di più che questa è Febo d'Oro, ma tutta questa organizzazione che nasce intorno, e che oggi abbiamo avuto anche la riprova con l'incontro dei giovani studenti dei licei, con i quali abbiamo avuto veramente un rapporto bellissimo di intesa. E poi tutto il lavoro culturale che fa l'associazione, questi libri su Pirandello per esempio sono bellissimi, quindi io credo che sia molto importante che tutto questo continui, e mi sembra che stia continuando e che continuerà grazie a persone a cui bisogna essere molto riconoscenti.